Alleluia. Ringraziamo al Signore per questa grazia meravigliosa. Amen. Facciamo un applauso a Gesù che è degno di gloria e onore. Amen. Microfono, eccolo. Buongiorno. Che il Signore benedica la tua vita e questo tempo che noi passeremo insieme nella sua presenza. Romani 3, 23 e 24 dicono così: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma mi piace tanto nella Bibbia quando c'è la parola ma, ossia noi non siamo degni della presenza di Dio, ma con questo ma il Signore ci dice: ma noi siamo perdonati in Cristo Gesù. Amen. Noi abbiamo una possibilità di stare alla presenza di Dio attraverso la vita di Cristo Gesù. E tu sei qua stamattina e il Signore ti sta dicendo: vieni avanti, figlio mio, benedetto dal Signore. Ok? Passeremo un tempo meraviglioso alla presenza di Dio, cantando, studiando la sua parola, condividendo la fraternità che abbiamo in comune. E proprio per questo io ti invito questa mattina, se ancora non hai salutato un fratello o una sorella, lascia il tuo posto e vai a dare una parola di benedizione alla persona vicino a te. Saluta, dai un abbraccio e digli: Dio ti benedica nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Lodato sia il nome del Signore. Come Chiesa, come popolo di Dio, dobbiamo innalzare un alleluia, alzare la nostra voce per lodare al nostro Signore, ringraziando perché Lui è grande, potente, forte. Alleluia. Cantiamo insieme. Innalzo un alleluia. Amen. Alza la tua voce. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Cantiamo Chiesa. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re vivo. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Alleluia. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la morte è sconfitta, il Re vivo. Cantalo più forte, 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 cantalo più forte.
Cantalo più forte. Cantalo più forte. Alleluia. Cantalo più forte. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta. Cantiamo di nuovo. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia, innalzo un alleluia, innalzo un alleluia, innalzo un alleluia, innalzo un alleluia al Signore, innalzo un alleluia a te Gesù, innalzo un alleluia, innalzo un alleluia. Alleluia, gloria al Signore, gloria a Gesù. C'è un versetto nella parola del Signore molto interessante che dice che il Signore è geloso di noi. Il Signore è geloso di me. E com'è bello vedere questo amore, questa gelosia, che veramente è un grande amore del nostro Padre, è un grande amore del nostro Signore. Com'è bello sapere che il mio Dio mi ama. Avete pensato già che è così grande questo amore del Signore? Il Signore ti ama, il Signore ti abbraccia, il Signore è dentro di te. E così canteremo adesso questo bello brano che dice che il Signore mi ama, Lui ti ama veramente. Amen? Credete così come io che il Signore ti ama? Possiamo fare così come un abbraccio solo per ricordare dell'amore del Signore? Fai così adesso. È un abbraccio del Signore. Il Signore ti ama, il Signore è grande. A volte ci sono tanti problemi nella nostra settimana che io posso dimenticare che esiste un Dio grande che mi ama, prende cura della mia vita. E questo Dio è in mezzo a noi adesso. La presenza del suo Spirito Santo è in mezzo a noi adesso. Io posso sentire la presenza dello Spirito Santo adesso. Amen. Cantiamo al Signore. Signore, grazie perché sappiamo che esiste un grande amore di Padre che mi abbraccia, un grande amore di Padre che prende cura del mio cuore. Grazie Signore, grazie Signore. Alleluia. Grazie Signore per il tuo abbraccio d'amore. Alleluia. Cantiamo Chiesa. Lui è geloso di me, il suo amore, il suo amore come un uragano. Io mi arrendo al vento della sua misericordia. poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni. Alleluia! Lui che è grande e meraviglioso, e vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi ama. Egli mi ama. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò. Alleluia Signore, ti ringraziamo Gesù per questo grande amore, per la tua grazia, per la tua misericordia Signore, la redenzione.
Grazie Dio. Cantiamo Chiesa insieme dall'inizio. Lui è geloso di me. Lui è geloso di me. Il suo amore è come un uragano. Io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria E vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Cantiamo Chiesa. Oh, Egli mi ama. Il Signore ti ama. Il Signore ti ama. Mi ama. Egli mi ama. Oh, Egli mi ama. Oh, Egli mi ama. Alleluia. Oh, Egli ama. Egli mi ama. Mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Mi ama. Siamo la sua eredità e lui ci premierà. Il suo sguardo di grazia porta La sua grazia è un oceano. sua grazia. È un oceano e stiamo affogando. Il cielo e la terra, alleluia. Il cielo e la terra sono una cosa sola. Il mio cuore batte veloce nel mio tempo. Non ho tempo da perdere con risentimento. Chi Egli mi ama. Egli. Alleluia. Alleluia Signore. Mi ama. Mi ama. Oh, Egli mi ama. Egli mi ama. Possiamo cantare di nuovo questa parte? Oh, alleluia. Fai la tua dichiarazione di amore al Signore. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore. Che benedizione, che regalo dal cielo, Signore. Poter vivere, sperimentare questo grande amore, la tua grazia. Grazie Signore. Grazie Signore. Alleluia. Alleluia. Adesso questo brano che faremo è anche un brano che parla dell'amore del Signore, della grazia del Signore. È un brano nuovo. Adesso vi invito a cantare insieme, se per caso conoscete già, potete cantare insieme. È un brano bello che dice: Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Solo questo già è motivo di ringraziare al Signore. Solo questa frase: Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora per sempre il tuo volto cercherò. Non dimenticare che l'unica cosa importante della vita è cercare la presenza dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Alleluia, Signore.
Alleluia. Cantiamo. Né ricchezza né onor, niente ha un valor che può separarmi da te. C'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuore di te. Gesù, Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono, mi arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Il mio orgoglio ti do, Signore, il mio orgoglio ti do, e ciò che è del mio cuore per offrirti la mia adorazione. Più che fama e poter, ciò che vuole cercare è te, Gesù. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono, arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Quello che sono, mi arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Alleluia, Signore. Alleluia. Oh Signore, grazie. Cantiamo Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Cantiamo di nuovo questa frase. Gesù, Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono, arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più
Possiamo pregare, amen? Ok, ogni tanto io faccio questo. Mentre cantavo, non so se hai notato le parole che noi abbiamo innalzato al Signore. Ossia, io ti offro il mio orgoglio. Gente, l'orgoglio è il peccato che più allontana Dio dalla nostra vita. A volte non serve avere 100% ragione, serve umiliarsi davanti a Dio. Che cosa ha fatto Gesù? Che aveva il 100% della ragione, aveva il 100% dell'adorazione, aveva il 100% della divinità, e la parola di Dio dice che lui si è umiliato fino alla morte per salvare me, salvare te. Io vorrei fare un momento di preghiera con te, perché so che ci sono degli spiriti maligni qua che stanno dicendo: trattieni il tuo orgoglio e non liberare il perdono, non liberare la grazia, perché tu hai tutta la ragione. Il Signore sta dicendo: umiliati alla presenza di Dio se tu vuoi sperimentare la presenza di Cristo nella tua vita. Amen. Prega insieme a me in questo momento e lascia che lo Spirito Santo di Dio passi nel tuo cuore e faccia una rassegna dei tuoi sentimenti, e lascia che Lui ti guarisca, perché Lui è qua per guarire. La parola di Dio dice: io sono venuto per aprire il carcere ai prigionieri, per guarire i malati, per liberare gli schiavi, e non c'è schiavo più grande di colui che non libera il perdono. Lascia il tuo orgoglio ai piedi del Signore e permetti che Lui entri in quella ferita e guarisca la tua anima. Prega insieme a me. Nostro Dio, nostro Padre, io ti lodo, perché dove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà. E lo Spirito mi sta dicendo questa mattina, Signore, che non una, non due, ma diverse persone hanno bisogno di essere guarite qua stamattina nell'anima, nello spirito. Signore, guarisci per favore, e che l'orgoglio sparisca dalle nostre chiese, Signore. Aiutaci a umiliarci ogni giorno di più alla presenza di Cristo, perché Lui è il Signore, al di sopra di ogni altro nome che si pronunci in questo secolo e nel secolo a venire. Ogni ginocchio si piegherà, e noi vogliamo piegarci a te, Signore, perché siamo qua, perché tu, Signore, sei il Signore. Se tu senti di fare questo gesto insieme a me, qualcuno sta già facendo, inginocchiati e permetti al Signore che Lui ti tocchi nel profondo della tua anima. Nostro Dio, nostro Padre, guarisci, Signore, la tua Chiesa. Permetti, Signore, che il tocco dello Spirito vada là nella profondità, là dove serve guarigione, là dove nessuno sta vedendo, ma tu vedi molto bene. Signore, passa in rassegna la tua Chiesa. Aiutaci, Signore, a gettare via l'orgoglio e lasciare che Cristo Gesù viva in noi. Signore, grazie, perché so che tu stai facendo delle manovre nel cuore, nell'anima di tante persone qua stamattina. E ti ringrazio, Signore, perché so che usciranno completamente diverse da come sono adesso. Ti ringrazio e ti benedico nel nome di Cristo Gesù. Amen. Possiamo cantare l'ultima strofa ancora, per favore? Alla persona vicino a te metti un abbraccio, metti un braccio sul collo. Il mio orgoglio ti do. Cantiamo la seconda strofa. Il mio orgoglio ti do, in ciò che è nel mio cuore, per offrirti la mia adorazione. Più che fama e potere, più che fama e potere, ciò che voglio è ciò
Creator. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono, arrivo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Quello che sono, arrivo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Alleluia! Sì. Come voi ben sapete, stiamo da qualche settimana già studiando, meditando sul libro di Atti degli Apostoli. E noi abbiamo visto tante situazioni, no, che si sono sviluppate all'interno della Chiesa, tante positive, ma tante altre negative. In realtà sono tutte positive, perché? Perché una volta che la Chiesa prende una posizione in una situazione negativa, poi il Signore guarisce e la Chiesa cresce. Okay? E oggi noi parleremo di un argomento che sta andando fuori moda nelle chiese. Okay? Indovina che cos'è? Il peccato. Il primo grande peccato della Chiesa primitiva. In realtà non era una Chiesa, era una coppia che ha deciso di preferire i like piuttosto che l'umiltà. E questo ha creato un grande problema nella Chiesa che è sfociato in una tragedia. E noi vedremo adesso, voi sicuramente conoscete la storia di Anania e di Safira. Ma il Signore ha fatto una guarigione nel corpo di Cristo. E una volta fatta la guarigione, la Chiesa è cresciuta. Ok? Sei pronto per fare questo viaggio? Ok? Preghiamo e poi leggiamo la parola di Dio. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo perché nel tuo Spirito, Signore, noi possiamo andare in profondità nelle verità della tua parola. Ti prego, Signore, di parlare al cuore della tua Chiesa questa mattina e di dare quegli insegnamenti, Signore, che servono per restaurare, per far crescere e per radicare, Signore, il tuo figliolo Gesù in noi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dice così Atti 5, da 1 a 11. Ma un uomo di nome Anania, con Safira sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha riempito così il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e a trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto il ricavato non era a tua disposizione, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e un gran timore prese tutti quelli che l'udirono. I giovani, alzatisi, ne avvolsero il corpo e portatolo fuori lo seppellirono. Circa 3 ore dopo sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò e Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete venduto il podere per tanto? Ed ella disse, sì, per tanto. Allora Pietro le disse, perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te.
Ed egli in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. I giovani entrati la trovarono morta e portatala via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Allora la chiesa stava passando un momento straordinario, era il paradiso in terra. C'era una crescita spirituale in maturità, ok? Le persone tutti i giorni, dice la parola di Dio in Atti capitolo 2, che andavano al Tempio, adoravano il Signore, pregavano insieme, ascoltavano la parola di Dio che gli apostoli predicavano, ossia c'era questa volontà di riempirsi di chi era Dio. C'era una crescita sicuramente numerica, almeno 20 volte viene citato nel libro degli Atti degli Apostoli una crescita numerica. Quando predicava un apostolo, migliaia di persone si convertivano. Quando predicava un diacono, migliaia di persone si convertivano. Quando una persona cristiana veramente sottomessa alla volontà di Dio arrivava in una città che non era Gerusalemme, arrivava là e migliaia di persone si convertivano. Ossia, c'era una crescita numerica. Ed è una cosa interessante che al capitolo 4, prima di questo problema, chiamiamolo finanziario, che in realtà non è finanziario, ma per dargli un'identificazione, lo diremo che è un problema finanziario, c'era una crescita nell'area finanziaria della Chiesa veramente straordinaria, perché dice la parola di Dio che tutti erano talmente concentrati sull'eternità che vendevano le loro proprietà, la passavano ai poveri e nessuno era nel bisogno. E che cosa il diavolo fa quando noi abbiamo una vittoria? E ovviamente cerca di sporcare quella vittoria, ovviamente cerca di tagliare quella crescita. Perché? Perché lui non sopporta una Chiesa che cresce. Lui non sopporta che la parola di Dio venga diffusa, lui non sopporta che lo Spirito Santo tocchi il cuore delle persone. Ed è questo che lui fa, ossia cercare di distruggere la Chiesa attraverso la parte più forte. Ma la cosa interessante è che Satana usa non soltanto delle situazioni, ma usa uomini. E questo uomo di nome Anania e questa donna di nome Safira sono stati i canali attraverso cui il Signore ha fatto una disciplina nella Chiesa, ha fatto una crescita della Chiesa, ma ovviamente loro sono stati anche un canale diabolico per sporcare la Chiesa del Signore, sporcare l'abito della sposa di Cristo. E il primo principio che io vorrei passare a voi questa mattina è che il cancro del peccato nasce sempre all'interno del corpo di Cristo. Non è mai stato un problema per la Chiesa l'oppressione, non è mai stato un problema per la Chiesa la persecuzione, non è mai stato un problema le restrizioni, la povertà della Chiesa, perché se io vado a leggere le lettere di Paolo, più le Chiese erano povere, più le Chiese erano perseguitate e più crescevano. È così che funziona nel mondo spirituale, perché più la Chiesa è oppressa, più dall'interno si legano i fratelli in Cristo davanti alla parola di Dio e la Chiesa cresce. Ma c'è una cosa terribile che il nemico sa e sa fare bene. Quando noi permettiamo a Satana di entrare nella comunità e di lasciare che qualcosa succeda attraverso una persona, un peccato che sia un peccato ripetuto, un peccato che sia di ipocrisia, come è stato in questo caso, allora la Chiesa corre il rischio di sgretolarsi. Allora sta attento che cosa ti dico adesso. Non ho tantissimi anni di ministero, ok? Sono pastore dal 2009, ma ti posso assicurare una cosa, ok? Quando qualcuno pecca e quando questa persona non vuole mollare questo peccato, deve condividerlo con qualcuno per sopportare il peso del peccato. Si ricordi che cosa è successo ad Adamo ed Eva? Appena Eva ha peccato, che cosa ha fatto? Ha condiviso il peccato con suo marito. E benedette quelle coppie fusioniste che fanno tutto insieme. Sai quante ce ne sono nella Bibbia? Adamo ed Eva abbiamo appena detto. Davide e Betsabea, perché tutti predichiamo su Davide che ha peccato e Betsabea no. Sì, adulterio. Acab e Jezebel, che hanno ucciso i profeti di Dio, un'altra coppia benedetta, vero? E poi Anania e Safira, gli ultimi arrivati, ossia quando
una coppia si mette d'accordo per peccare come loro hanno fatto, qualcosa si succede. È un patto di anime nere che hanno deciso di portare il peccato fino in fondo e non volevano consegnarlo, non volevano confessarlo a nessuno e la cosa rischiava di espandersi nella Chiesa. Allora se hanno fatto loro così, posso farlo anche io. Ossia, ho preso il prezzo di un podere, ne porto metà agli apostoli, dichiaro che lo porto tutto e quindi se non mi succede niente possono farlo anche gli altri. Ma Dio non ha permesso. Non fare un patto di anime nere, ma fai un patto col sangue di Cristo che è più forte. Perché Cristo ha fatto un patto con te sulla croce, è un patto di luce, è un patto di trasparenza, è un patto di santità e se io e te siamo figli di Dio veramente, noi dobbiamo fare un patto con Cristo. Quante volte nel mio ufficio pastorale, fratelli ascoltate bene quello che sto dicendo adesso, quante volte nel mio ufficio pastorale e anche nell'ufficio pastorale del pastore Caio insieme, fratello, chi ti ha detto questa cosa della situazione? Ah, io non posso dirlo. Quella è una roba che distrugge il coraggio di un ministro di Dio. Te lo posso assicurare, perché è un patto diabolico, è un patto di anime nere. Non condividere il peccato, portalo alla presenza di Dio, confessalo a qualcuno e Dio ha dato l'opportunità a queste due persone. Avete venduto il podere per tanto, ossia Pietro li ha messi alla prova e la risposta è stata certo che abbiamo fatto questo. Il grande problema, fratelli, è che quando noi non portiamo alla luce quello che noi abbiamo combinato, il peccato rimane e il peccato viene condiviso, il peccato si espande e poi a un certo punto tu entrerai nella comunità e sai cosa succederà? La predica non funziona, la lode non funziona, la fraternità non funziona perché c'è un cancro sotterraneo che sta divorando la Chiesa. Dio ci ha dato un'arma potentissima per guarire la comunità e si chiama confessione. Bastava che questi due benedetti dicessero: Pietro, hai ragione, abbiamo sbagliato. Hai capito perché abbiamo pregato per abbandonare l'orgoglio prima? È così semplice, fratelli. Abbiamo sbagliato qua e io voglio essere perdonato. La parola di Dio ci dice che il cancro del peccato nasce all'interno del corpo di Cristo. Non condividere il peccato, portalo alla luce della presenza di Dio e Dio farà una guarigione profonda nella tua anima. Punto numero 2. Satana può riempire il cuore di peccato quando c'è il vuoto di Dio. Sta attento. Quando è che Satana riesce a fare in modo che tu cominci a peccare? È esattamente nel momento in cui in quell'area della tua vita c'è un vuoto che Dio non ha riempito. Guarda che cosa dice Pietro quando denuncia il peccato. Dice, ma Pietro disse, Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere. Satana riempie il vuoto che tu hai. Sai qual è il più grande problema oggi nelle relazioni umane? Si chiama carenza affettiva. Quando uno di noi ha una carenza affettiva che non è stata risolta, non è stata riempita dallo Spirito di Dio, indovina chi è che prenderà quel posto? Prenderà quel posto la nostra carne, prenderà quel posto il mondo, prenderà quel posto il nemico. E Pietro ha denunciato a questo, ha detto, perché Satana ha riempito il tuo cuore e Satana non può riempire se quel cuore è già pieno della parola di Dio, è già pieno dello Spirito di Dio. Satana non può riempire. Grandi uomini di Dio sono caduti nella trappola di Satana perché non erano ripieni di Dio. Posso dirti una cosa molto sinceramente? Allora sta attento. Il tuo sogno lavorativo, il tuo lavoro dei sogni non riempirà la tua vita. Una laurea non riempirà la tua vita.
L'uomo o la donna della tua vita non riempirà la tua vita. I figli non riempiono la vita. Un ministero non riempirà la tua vita. Cristo riempie la tua vita, e quando tu sei ripieno di Cristo non hai più bisogno di niente, perché la parola di Dio dice che noi abbiamo in Cristo tutto pienamente. Colossesi 2,10. Se io sono vuoto e Satana può riempire, è perché non ho permesso a Dio di riempire tutto il mio essere. Paolo apostolo diceva: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Paolo era completamente pieno di Cristo, e nella prigione di Roma, e io sono andato a vederla là, che cos'era la prigione dove Paolo è stato. Sai che cosa lui diceva? Fratelli, Filippesi capitolo 4, e dice: ora il mio Dio provvederà magnificamente a ogni vostra necessità, secondo le ricchezze che sono in Cristo Gesù. Era in una prigione, fratelli. Quando mi hanno spiegato cosa succedeva in quella prigione, io sono rimasto impressionato. Ho detto: come Paolo è riuscito a dire queste cose? È ovvio, perché era ripieno di Cristo. Allora quella prigione è l'ultima di una serie di prigioni in discesa, ok? L'ultima, in fondo. E in quella prigione, voi sapete com'era il sistema sanitario nelle prigioni romane? Ossia, i prigionieri facevano i loro bisogni e poi li mettevano fuori dalla cella. Okay? Ogni tanto passava uno, spazzava tutto in fondo alla prigione, dove Paolo, l'ultimo, annusava la puzza di tutti. Così funzionava. Okay? E lui, nonostante tutto, diceva: ora il mio Dio provvederà magnificamente a ogni vostra necessità in Cristo Gesù. Sai perché Paolo poteva dire questo? Perché era ripieno di Cristo. Fratelli, l'alternativa di non essere ripieni di Cristo è che il mondo, la carne e Satana riempirà quel vuoto, perché la regola dell'anima è: dove c'è un vuoto, qualcuno lo riempie. Riempi la tua vita di Cristo, permettegli di riempire il tuo cuore. Il peccato, punto 3, è la menzogna. Ok. È la menzogna contro lo Spirito Santo. Pietro ha detto così: perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio. Allora Pietro le disse a Safira: perché vi siete accordati per tentare il Signore? Ossia, Dio è stato, diciamo così, è stato mentito contro Dio ed è stato tentato a Dio. Non so se avete visto l'epilogo di questo episodio. Tutti e due sono morti, ok? E se noi ci pensiamo bene, diciamo: caspita, ma Signore, una roba così piccola, questi due sono morti stecchiti. Sì, sembra una roba esagerata, no? Allora, se noi consideriamo la misura del peccato, ovviamente diremo, umanamente parlando, e qua ascoltami bene quello che ti sto dicendo, umanamente parlando diremo: ma non è poi così grave, è vero o no? Io penso che nella testa di ogni persona sana che legge questo testo, la conclusione è: non è così grave. Ma è ovvio che noi sbagliamo il parametro. Noi non dobbiamo parametrare il peccato, un peccato con l'altro. Noi dobbiamo parametrare la santità di Dio con quello che noi facciamo nei Suoi confronti. E quando questo succede, quando noi offendiamo la santità di Dio, Dio se la prende. Dio si arrabbia. Dio giudica, perché giudica il peccato insieme alla persona che non vuole mollare quel peccato. E questa cosa è molto interessante, perché noi pensiamo che la parola peccato, pastore, la parola peccato significa mancare il bersaglio. Ti ricordi che abbiamo detto questo anche nello studio di teologia? Mancare il bersaglio, ossia sembra che qualcuno, poverino, cerca di prendere il centro del bersaglio ma non riesce. Ma sai che la parola peccato non è solo mancare il bersaglio. La parola peccato significa rompere un'alleanza,
La parola peccato significa passare un confine stabilito in aperta ribellione. Questo è il significato di peccato e te lo dico ancora più chiaramente. Peccato è guardare la vita attraverso gli occhi del serpente. E questi due benedetti hanno guardato la vita attraverso gli occhi del serpente. Prendi un applauso, vai là davanti a fare la tua offerta. Fratelli, questa offerta non è simile a quella di Caino e Abele. Perché questi due uomini, uomo e donna, dovevano andare a dare un'offerta quando potevano farne a meno? Come poteva farne a meno Caino? Ma Caino anche lui ha portato la sua offerta, ma non ha portato il meglio a Dio. E qua imparo un altro principio, cari miei, che più offendiamo Dio, sì, Dio reagisce sì al peccato, ma noi non possiamo risparmiare niente per noi stessi e dobbiamo portare il meglio. Ed è questo che noi dobbiamo fare questa mattina, prendere una decisione di dire: Signore, questo io sono e questo io voglio essere per te. Cambia quello che serve perché io voglio servirti 100%. Sei d'accordo con me? È così che bisogna fare. Qualcuno dice che l'Italia è la tomba dei missionari. Sai perché? Io vado molto orgoglioso del mio paese, ok? Non solo per la pizza, che è un'opera d'arte, ma perché c'è cultura tanta, c'è arte tanta, c'è una buona cucina tanta. Il salame mantovano per me, gente, è una roba da sogno. Ma è proprio questo il grande problema. Sai perché tanti missionari tornano indietro? Perché è talmente bello che non permettono a Cristo di riempire la loro anima con i suoi obiettivi, non con i nostri obiettivi. Io non riesco a capire un fine settimana, io non riesco a stare un fine settimana senza un culto. Gente, per me è settimana persa. Eravamo in vacanza tanti anni fa, 2008, in Corsica. In Corsica odiano i francesi e odiano anche gli italiani. Ok, ma io ho detto, io devo trovare una chiesa. E tutti sapevano parlare italiano. Sono andata in quella chiesa, la pastora ha deciso di predicare in francese. Ok? E lei sapeva benissimo perché ha parlato con me alla fine del culto in italiano. Ma ho detto, Signore, io sono qua per un proposito. E il Signore mi ha dato un testo quella volta che ho detto, è proprio questo che mi serviva. L'hanno letto in francese, ma io l'ho letto nella mia Bibbia. Ho detto, tu sei presente anche qua. In questa chiesa disgraziata ci sei tu. Perché io ho cercato il Signore. Perché senza il Signore io non vivo. E anche tu non vivi senza il Signore. Punto numero 4. Il peccato va condiviso in qualche modo. Sì, questo l'abbiamo già. Possiamo passare avanti. È così che lo Spirito Santo fa. Passiamo al punto 5 che dice portare tutto alla luce dello Spirito Santo perché le tenebre non si diffondano. E Pietro, rivolgendosi a lei, disse: dimmi, avete venduto il podere per tanto? Ed ella rispose: sì, per tanto. Noi oggi viviamo nell'epoca della privacy, no? Ci piace tanto questa parola, no? Quello che faccio io a casa mia, nessuno deve sapere. Ti do una brutta notizia, che il grande fratello è iniziato con la creazione dell'uomo, perché lo Spirito Santo sa tutto. E lui sa cosa tu pensi, lui sa cosa tu senti, lui sa come tu agisci nel buio, là dove nessuno ti vede, là dove nessuno può investigare della tua vita, lui sa ogni cosa. E Pietro ha cercato in tutti i modi di riprendere queste due persone e riportarle alla luce e dire: io so cosa tu stai facendo. Ed è interessante che non è solo lo Spirito Santo, guarda la cosa che ci insegna questo testo biblico. I cristiani, Pietro era ripieno di Spirito Santo e ha detto: veramente voi avete fatto così? Perché lui sapeva che qualcosa non funzionava in quella vita.
e ha dato l'occasione, ah pastore, ma non mi riguarda, ossia io vedo mio fratello nel peccato. E sai che cosa succede nella testa? Satana comincia già ad agire dicendo, non è affar tuo, compito dei... Ti rendi conto? Compito dei pastori. Così tutti i pastori funzionano da... Un giorno un fratello mi ha detto, pastore, uno stava peccando, l'ho visto chiaramente, questo è successo qua, oggi mi fa ridere, no? Però se non smetti lo dico al pastore. Ho detto, Signore, per favore, spaventapasseri, ossia siamo là per spaventare le persone che stanno peccando. Ho detto, ma non è così, fratelli, il tuo fratello è tuo fratello, ma lo capisci sì o no? Se lui pecca davanti a te, fratello, vieni qua, guarda che ti fa male, non fare così. Al limite, all'ultima ipotesi, digli ti porto dal pastore, ma in ultima ipotesi, per favore, perché là è l'imbuto di tutte le problematiche della Chiesa. Gloria a Dio perché si possono risolvere, ma abbiamo bisogno della collaborazione di ciascuno di voi. E questa parola, questo testo ci insegna che noi siamo responsabili gli uni degli altri, apparteniamo gli uni agli altri e dobbiamo avere cura uni degli altri. E se un tuo fratello cade nel peccato, vai a parlare con lui e digli, fratello, ti fa male, non fare così, io prego per te, ma tu devi mollare questa cosa. È così che dice Matteo 18, quando dice, se un fratello pecca, vai, riprendilo te, lui solo. Se poi, guarda come funziona bene la predica stamattina, se poi quel fratello ancora non ascolta, va con altri 2 fratelli, se poi non ti ascolta, portalo alla chiesa. Vedi che non ci sono i pastori. Non portarlo ai pastori. No, sto scherzando. Ma è così che il Signore ci insegna, fratelli, a prenderci cura gli uni degli altri. Se noi portiamo alla luce un problema, Cristo ci inonderà di luce. La Chiesa guarisce, la Chiesa cresce, la Chiesa va avanti nel regno, espande il regno di Dio. Sei responsabile della vita dei tuoi fratelli, qualsiasi situazione stiamo vivendo. Punto numero 6. È una questione... 6. Ok, è una questione di vita o di morte. Abbiamo già letto questo testo, ma lo voglio rileggere insieme a voi. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che lo udirono. Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed egli in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. Allora, sta attento, una cosa che adesso ti dico che vorrei che tu registrassi molto bene nella tua mente. Quando qualcosa muore dentro di te, qualcosa nasce. Sapete, io durante la pandemia, so che tanti hanno fatto la stessa cosa, no? E non si poteva uscire di casa, ho cominciato, avevo un pezzettino di terra là dietro, ho cominciato a fare un piccolo orto, no? Coltivo pomodori come tutti i buoni italiani, okay? Faccio la conserva come tutti i buoni italiani, ma una cosa interessante, questa è una cosa che mi ha proprio inserito nella testa, nel cuore, era una mia parte proprio di vita, quando mio nonno aveva un orto di 800 metri quadrati, quasi 1000, e là mi ha insegnato veramente un po' di segreti di come coltivare un orto. E la passione è tornata dopo tanti anni, no? Ancora oggi ho il mio orto. Ma una cosa interessante ho notato, sta attento a cosa ti dico adesso. Cerco di fare un orto a costo zero, ossia di prendere i semi che vengono fatti un anno, li conservo e poi li ripianto l'anno dopo. Ma una cosa interessante che succede con il seme, sai come fa a nascere una piantina? La piantina nasce quando il seme si spezza in 2. E questo è la rappresentazione di cosa Dio fa quando noi decidiamo di morire a noi stessi e di permettere che la vita di Cristo scaturisca
da noi, ma noi dobbiamo morire. Quando noi moriamo, la vita comincia a scaturire in noi. Il tuo seme si deve spaccare. Allora sta attento a cosa ti dico. Io ti lascio questa parola questa mattina, ok? Ma se tu vai fuori e questo seme lo tieni in tasca, non succederà niente. Sarà un messaggio abortivo, come io li chiamo, che non ha vita in sé. Ma se tu prenderai questo testo biblico e dirai al Signore, Signore, ho bisogno che tu faccia esattamente quello che mi hai detto, ossia morire a me stesso, affinché la vita di Cristo cominci a scaturire in me, allora tu sarai una persona completamente nuova. Se non conosci Cristo, Cristo regnerà in te. Se conosci Cristo, ma ancora non hai consegnato al Signore quell'area della tua vita, permetti allo Spirito Santo di far morire il tuo ego e lascia che la vita di Cristo sgorghi attraverso di te. Perché quando qualcuno muore, qualcuno nasce. Se tu muori a te stesso, la vita nasce in te. Se tu muori nella tua famiglia e nelle relazioni che tu vivi ogni giorno, se tu muori a te stesso, Cristo vivrà in te. Se la Chiesa muore a se stessa come carnale, vivrà come spirituale. Ed è così che noi dobbiamo ragionare, fratelli. Qualcosa deve morire perché Cristo possa vivere in noi. Amen. Sei pronto ad andare alla morte? Sei pronto a morire a te stesso, a crocifiggere sentimenti negativi nelle relazioni umane, nelle aspettative. Noi siamo maestri, fratelli, ascoltatemi bene. Stamattina ascoltatemi, l'avrò detto 10-15 volte forse, no? Forse di più. Ma ascoltatemi bene. Morire a se stessi significa accompagnare il proprio ego all'uscita. Allora, guarda questo testo, ascoltami bene. Romani 6, 13 a 14. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che potente promessa! Il peccato non avrà più potere su di voi. Ah, pastore, ma tu non mi conosci, sto lottando da una vita con questa situazione, perché ancora il tuo ego non è morto. E io sono una dimostrazione. Quante volte ho dovuto dire, Signore, mi sto tenendo stretto il mio peccato, gli sto dando il biberon. E il Signore dice, fallo morire di fame affinché io possa liberarti. Questi sono morti, è vero, ma ti voglio leggere l'ultimo testo, che è il risultato della vita che subito dopo la morte di queste due persone si è sgorgata dalla Chiesa. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli. E tutti di comune accordo si trovavano sotto il portico di Salomone, ma nessuno degli altri osava unirsi a loro, ossia gli ipocriti stavano lontani dal corpo di Cristo. Qua sta parlando ancora di Atti capitolo 5, ok? Quando hanno visto questo, i due morti che sono ipocriti, che non hanno voluto consegnare il loro peccato, gli altri decisero, prima di fare un passo verso quella chiesa, attenzione, me ne sto un pochino lontano perché può succedere qualcosa di grosso, ok? Avevano paura di, come si dice in Italia, FIFA blu, di rimanerci secchi esattamente nel centro della chiesa. E sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero, che credevano nel Signore, tanto che portavano perfino i malati nelle piazze, li mettevano su lettucce e giacilli affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne coprisse uno. Anche la folla delle città intorno a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti erano guariti. Tu vuoi vedere una chiesa così? Ok? Portiamo il nostro peccato all'uscita dalla nostra vita. Portiamo il nostro ego alla croce
e decidiamo di essere crocifissi con Cristo, questi due uomini, uomo e donna, hanno deciso di mantenere, di stare stretto al loro peccato e sono morti. Ma noi possiamo fare il contrario. Possiamo consegnare la nostra vita al Signore, portare tutto alla luce, in modo che la nostra vita cominci a fiorire. Io vorrei pregare insieme a te questa mattina, ok? Hai capito la parola di Dio? Pastore, ma che tu che ci hai predicato questa cosa, tu stai praticando questo? Ti posso dire una cosa, che tutte le volte che io arrivo qua davanti al pulpito, prima, nelle mie ferite, è il Signore che mette l'alcol, e non sempre è piacevole. E ti posso assicurare una cosa, che nonostante faccia male delle volte, quando il Signore mi confronta, è come un chirurgo che mette l'ago nella ferita aperta e poi disinfetta. Ovvio che non fa bene. Ovvio che non fa bene, ma so che domani io sarò guarito. E io ti invito insieme a me adesso a pregare perché il Signore possa fare questa guarigione profonda nella tua anima, ok? Identifica il tuo diritto negato a Cristo, che è morto nonostante noi avessimo 100% torto e Lui 100% ragione. Il Signore ha fatto questo per noi e la parola di Dio dice in Romani 5,10 che mentre eravamo ancora nemici, Cristo è morto per noi. Allora molla il tuo diritto e lascia che Cristo riempia quel vuoto, perché altrimenti Satana lo riempirà. Io voglio pregare insieme a te perché tu possa fare oggi un salto di qualità nella presenza di Dio. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio. Perché quando noi parliamo di peccato, parliamo del male dell'anima, ma parliamo anche del grande dottore, del chirurgo che può guarire quel cancro. Cristo Gesù il Signore, che ha portato il nostro cancro sulla croce. Signore, aiutaci a riempire le nostre vite con te, con te. E ti chiedo questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Hai sentito che il messaggio del Signore era per te? Io voglio pregare più specificamente per te. E ti chiedo, se tu hai sentito che questo messaggio era per te, alzati lì dove sei, esattamente dove tu sei, con coraggio. Dio ti benedica qua davanti, Dio ti benedica là dietro. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Dio ti benedica. Amen. Il Signore sta facendo un'opera stamattina profonda nelle anime di tante persone. Signore, io ti ringrazio e ti benedico, e che queste anime, Signore, che stanno dando un passo verso di te, possano essere benedette, Padre. Si alzino, escano da questa chiesa fra poco con tanta gioia, con tanto coraggio, Signore, con tanto amore nel cuore. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona che è in piedi vicino a te? Se sei da sola, vai a abbracciarla, per favore, ok? Amém. Amém. Glória a Dio. Que parola potente. Alleluia. Adesso è il momento di continuare lodando e adorando al Signore con cuore generoso, con cuore aperto, libero, ringraziando a Dio. È il momento di consegnare
la nostra offerta, la nostra decima, così mentre cantiamo di nuovo il brano nuovo che abbiamo imparato, che è 100% collegato con quello che abbiamo appena ascoltato, potete venire davanti e dare al Signore, amen, le vostre decime offerte. Cantiamo nel tuo eterno amore. Né ricchezza né onor, niente ha un valor che può separarmi da te. C'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuore di te. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Il mio orgoglio ti do, Signore, il mio orgoglio ti do e ciò che è nel mio cuore per offrirti la mia adorazione. Più che fama e poter, ciò che voglio è cercare te. Cantiamo insieme, Chiesa. Gesù, Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono, arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Quello che sono, l'arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Alleluia. La Chiesa, Gesù, Gesù. La tua grazia che mi riscattò. Cantiamo di nuovo questa frase, Gesù, Gesù. Fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, Padre, ora per sempre il tuo volto cercherò. Alleluia. Quello che sono, l'arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amore.
Lodato sia il tuo nome, Signore, noi ti lodiamo, Signore, solo tu sei degno. Ti ringraziamo per questo tempo, Signore, dove abbiamo potuto sentire la tua voce, Signore, sentire il tocco del tuo Santo Spirito nelle nostre vite, Signore, che possiamo uscire di qua, Signore, che è un nostro terreno, Signore, fertile, Signore, un terreno che ha accolto la tua parola, Signore, ed è pronto, Signore, a fruttificare, Signore, in te, Padre. Benedici la tua Chiesa, ogni vita, ogni decima e offerta che sono state portate qui davanti questa mattina, Signore. Benediceli, Signore, nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Abbiamo un po' di avvisi, così potete accomodarvi. E adesso ci sono degli avvisi che vogliamo informare la Chiesa. La prima cosa importante che vorrei ricordare è che abbiamo adesso i nostri social, così potete seguire la nostra Chiesa su Instagram, su Facebook. Stiamo piano piano sistemando, organizzando, così vi invito adesso, se per caso non seguite, prendi il tuo telefonino adesso, please, e dá un'occhiata, Chiesa Agape Treviso, ok? Dovete seguire right now. Prendi il tuo telefonino. E un'altra cosa importante è noi stiamo sistemando, organizzando i nostri social anche per evangelizzare, non solo per pubblicizzare, tra virgolette, la nostra Chiesa, ma è importante anche capire che i nostri social, noi pensiamo che è un modo di evangelizzare, ok? Così, quando si mette un testo, una testimonianza, un reels di un momento di predica del pastore, dovete condividere su Instagram, dovete inviare a una persona che non conosce il Signore. Se per caso durante il culto c'è qualcosa che il Signore ha parlato con te, non è peccato taggare la Chiesa, ok? Così possiamo piano piano fare con che la parola del Signore possa arrivare a tanti, ok? E è così che pensiamo che possiamo usare i nostri social. Abbiamo qualche avvisi, ok? Il primo avviso è il Winners Camp, nostro campeggio. Giovani, per favore, ragazzi, campeggio! Amen. Allora, devo informarvi, 25 giugno al 1 luglio, ok? Winners Camp, e da oggi potete già fare l'iscrizione, ok? Così vi chiedo di parlare con Pastore Sandro oppure con Larissa e anche con Emanuele, però Emanuele non c'è oggi, così potete parlare con Pastore Sandro oppure con Larissa. Però non serve solo andare e dire io voglio fare parte, dovete per fare la vostra iscrizione dare la caparra di 50 euro, così dare solo il vostro nome non serve, dovete dire io vado, 50 euro della caparra, e così la tua iscrizione è stata fatta. Il prezzo totale 150 euro, però ci sono 6 giorni, 15 pasti, ok? È praticamente una settimana, cioè 150 euro per una settimana in un posto bellissimo che abbiamo fatto anche l'anno scorso. 150 è il prezzo totale, e se per caso avete 2 figli eccetera, il secondo figlio 130 euro, ok? Così potete parlare oggi. Larissa, dá un ciao aí Larissa, potete parlare con Larissa oppure con Pastore Sandro e fare subito la vostra iscrizione, ok? Il secondo avviso è che dopo il nostro campeggio giovani, nel giorno 12, puoi mettere il prossimo per favore, 12-17 giugno faremo Pro Players Camp. È bello, Winners Camp, Pro Players Camp. Bello, no? Il campeggio per bambini, così 100 euro per bambino, 80 per fratello sorella, Tramonti di Sopra, anche un posto bellissimo in montagna. Se avete bambini potete parlare con la nostra squadra che prende cura dei bambini, così potete anche fare l'iscrizione. Pro Players, che bello, no? Molto bello. Allora, il giorno 2 giugno, per favore Joshua può mettere il giorno 2 giugno, avremo un evento bellissimo di lode e adorazione che si chiama Immersione per adoratori chiamati
per servire. Sarà qui in chiesa, ok? 2 giugno è un giorno festivo, ok? Così inizia al mattino e tutto il giorno, ok? Sapete già che ogni anno facciamo Rallegrati, e la squadra che organizza Rallegrati adesso sta organizzando anche questa immersione di lode e adorazione. Sarà bellissimo, avremo anche la presenza di una persona molto molto usata dal Signore per parlare in questo giorno. Io invito anche tutti che fanno parte del Ministero Musica ed Arte, dovete venire, io ci sarò e vi invito. Coro, lode giovani, comunicazioni, proiezioni, live. È un giorno anche per la Chiesa, non è solo per chi fa parte del Ministero Lode, ok? Però vi invitiamo, potete parlare con Marcello, quello bellissimo ragazzo di barba praticamente bianca là dietro, ok? Molto giovani, potete parlare con Marcello così se volete partecipare. E l'ultimo avviso però non è meno importante: stasera a Conegliano avremo un ospite speciale, pastore Pasquale Piragini. È un pastore brasiliano molto famoso in Brasile, è un uomo di Dio, una parola meravigliosa. Ci sono tanti qua a Treviso che facevano parte della chiesa in Brasile del pastore Piragini, che è a Curitiba, e lui farà una bella predica oggi a Conegliano, ore 18. Dovete arrivare prima perché a sala culto a Conegliano non è grande così come questa. Se volete partecipare dovete arrivare un po' prima, e anche è una opportunità di invitare una persona che non conosce il Signore. Così se volete oggi alle 18 a Conegliano. Amen? Grazie, Pastore Sandro. Eccola. Ok, fratelli, abbiamo finito il culto, vi invito ad alzarvi e a pregare. Abbiamo una settimana davanti, no? E sfide, difficoltà, gioie, dolori, ma il Signore è con noi e questo è la cosa più importante. Chiediamo a Lui che ci possa accompagnare durante tutta la settimana fino a domenica prossima, ok? Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo e ti chiediamo, Signore, veramente che la tua presenza vada con noi, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.